Fuori Polese, dentro Pillon. Abbiamo quest'occasione con la conclusione parata a terra dal portiere Giovannini. Dalla panchina della Toscana si danno indicazioni al numero 10 Teggi di spostarsi e rimanere sulla sinistra. Teggi! Che gran gol da parte di Teggi che zittisce tutti quanti. L'esultanza di Teggi. La numero 2 Josio Irene, la nuova entrata. Il mister ha chiesto di essere più aggressiva. Attenzione, proprio lei pareggia. C'è il pareggio di Irene Gesio. La Sanchez voleva rientrare dal punto in cui era venuto l'infortunio. Attenzione a questa conclusione di Nicita terminata sul palo. Attenzione allungato. A sorpresa il Veneto passa in vantaggio. Ha segnato proprio Longato. Non bisogna perdere la calma. Eccola Teggi, subito la sua doppietta, ancora Giulia Teggi, non appena rientrata ha siglato quota 14 nella classifica marcatori, va a battere il 5 a tutta la panchina Giulia Teggi, 2-2. Paso Sanchez, Teggi, la tripletta della numero 10 della Toscana. Ancora lei si è girata. Poi Polese prova ad entrare Longato, viene fermata dall'intervento di Paso Sanchez che poi può partire 1 contro 1 con Bertolin, porta vuota. Qui ci sarà anche cartellino rosso per il portiere del Veneto, Gesio. All'indietro per la stessa Andreasi, 1-10. Al termine Gesio, il pallone resta lì e poi lo scaglia in porta Alessandra Polese per il 3 pari. Dopo il palo di Gesio c'è il tapino di Alessandra Polese. Il portiere non può ricevere 2 volte nella... Attenzione ancora! Longato, un gran gol, 4-3 Veneto. Ha segnato ancora lei, Alessia Longato, la sua doppietta personale quest'oggi. Brava il centrale del Veneto, chiama tutte le diagonali e la pressione al portatore. Difendono sicuramente meglio, incredibile. C'è il gran gol del 5-3 del Veneto dopo aver recuperato il pallone sull'azione offensiva della Toscana. C'è la rete del 5-3. Finisce in questo momento la partita con il Veneto che va ad esultare. L'arbitro dice che non è ancora suonata la sirena, manca qualche centesimo di secondo, l'arbitro deve far rispettare il regolamento. Era partita anche la musica, ma ormai è cosa fatta, Giancarlo, per il Veneto. Sì, hanno vinto anche meritatamente se consideriamo l'arco di tutta la gara. Abbiamo fatto una partita dove il Veneto ci ha messo molto in difficoltà, quindi la fatica e gli episodi hanno condizionato tanto. Se pensiamo a come ci hanno raggiunto, se pensiamo che l'espulsione di portiere gli si è poi rivelato un'arma col portiere di movimento che hanno fatto molto bene, quindi io alle mie ragazze non posso recriminare niente perché l'abbiamo visto in campo, hanno dato tutto. È un vero peccato perché si meritavano un altro finale, però merito al Veneto perché ha giocato una partita molto attenta e ha mostrato anche qualità, un pizzico di fortuna, e quando mischi queste componenti il più delle volte vinci. Abbiamo creduto comunque anche senza portieri, anche perché abbiamo lavorato tanto su questa situazione del portiere volante, quindi loro erano già preparati e è venuto il risultato nell'ora giusta. A che ti dedica questa vittoria? Guarda, abbiamo un nostro amico Michele che ha perso il figlio pochi giorni prima dell'evento, io dedico a lui
e a tutto il Veneto che ha sempre mi appoggiato in questo lavoro. Grazie mille mister e complimenti per la vittoria. Tutti questi obiettivi a livello nazionale vuol dire che si lavora bene e i risultati poi si vedono in campo. Complimenti davvero a loro perché evidentemente lavorano bene nel calcio a 5 a livello anche di comitato regionale.